sa che la storia la scrivono la politica, l'economia, le scoperte scientifiche, gli ideali, i progetti, certo, però non bisogna dimenticare anche un altro protagonista, che sta lì, sta fermo, non parla, però si fa sentire e come? La geografia. Qui la geografia parla attraverso un fiume che non c'è più e un sistema di colli, gli euganei, che spuntano dalla foschia con i loro coni da vulcani spenti, regolari come solidi geometrici. Una volta la città, che per secoli è stata un importante centro degli antichi veneti, si chiamava Ateste. Il nome lo aveva preso dal fiume Atesis, che le scorreva vicino e che poi si è allontanato in seguito alle violente alluvioni che ne deviarono il corso 15 secoli fa. Oggi il fiume si chiama Adige e la cittadina Este. Qui, al limite settentrionale della pianura veneta, passavano le strade che portavano verso l'Adriatico e qui, non a caso, si concentravano le difese. La fortificazione nasce nell'unico posto dove poteva nascere, cioè dove la pianura finisce e incomincia la salita del colle. Non c'è nemmeno bisogno di andare troppo in alto, qui siamo a pochi metri sul livello del mare, il massimo del risultato con il minimo sforzo. Uno sforzo comunque di tutto rispetto. Le mura, che si estendono per 1 chilometro, assecondano la pendenza del colle ritmate dalle torri. Rimane integra quella che sovrastava la porta del soccorso, una vera e propria caserma a più piani, piena di soldati pronti a disporsi alla difesa sulle mura o a uscire in campo aperto. Ma il cuore della fortificazione è quella torre imbandierata lassù, il mastio, una struttura isolata rispetto al circuito delle mura, dove rifugiarsi in caso di estrema necessità, ed è anche un punto d'osservazione straordinario da cui nelle giornate serene si possono vedere contemporaneamente le Dolomiti e la laguna di Venezia. Le prime fortificazioni ad Este erano nate intorno all'anno 1000 per difendere il potere della famiglia di origine longobarda che dominava la città così strettamente da averla scelta come cognome. Gli Este avrebbero comunque dimostrato una notevolissima capacità di adattamento. Quando i turbolenti feudatari delle città vicine cercheranno di farli sloggiare, emigrano a Ferrara e se ne impadroniscono con un colpo di Stato. Bisogna ammettere che avevano fatto bene i conti. Este viene conquistata da Ubertino da Carrara, che la sottomette a Padova e fa costruire l'attuale cinta muraria, ma alla prima occasione la città trova più conveniente affidarsi al Leone di San Marco e viene accolta con tutti gli onori nella Serenissima Repubblica di Venezia. Da qui l'elegante look urbanistico che conserva ancora oggi, con piazze e portici, palazzi e chiese, campanili e torri, che non servono più e vengono quindi trasformate in fondale scenografico. Questa è una delle città più antiche e quindi più stratificate d'Italia. Come si scava si trova qualcosa. È abitata ininterrottamente dal VI secolo a.C. Questo significa che sotto l'attuale piano di calpestio sono nascosti almeno 27 secoli di storia. La lunga frequentazione del luogo, attestata dai ritrovamenti, conferma che la posizione è davvero strategica. Una frequentazione che comincia nel Neolitico, prosegue con i Paleoveneti e fra alti e bassi continua fino ad oggi. I primi reperti vennero alla luce 150 anni fa, gli ultimi alla fine del secolo scorso. Affermare che l'antica Ateste ha ancora molto da rivelare non è un modo di dire, è un fatto. A Este si scava da moltissimi anni, ma si continua a scavare e a trovare. Quest'area archeologica, ad esempio, è venuta alla luce casualmente qualche anno fa, praticamente l'altro ieri. Se gli anni 70 del secolo scorso portano alla luce in periferia, in via del Tiro a Segno per l'esattezza, i resti di un quartiere residenziale con tanto di pavimenti e condutture idriche, gli 80 e i 90 in via Santo Stefano, a ridosso del centro storico, rivelano una necropoli composta da almeno 150 complessi tombali e in entrambi i casi sono stati ritrovamenti casuali. Chiara, quando questo cantiere veniva scavato tu eri una ragazzina.
sì, tra il 1983 e il 1993. In realtà questo settore era già noto in letteratura per un'abbondanza di ritrovamenti e scavi precedenti che quindi ci danno l'idea di essere di fronte a uno dei settori più ricchi sicuramente, ma di una più articolata fascia di necropoli che si sviluppava a nord dell'abitato antico. Tra i reperti più interessanti lo scheletro di un cavallo. Gli antichi veneti erano famosi come allevatori in tutto il mondo mediterraneo ed evidentemente ai loro animali erano molto affezionati. I reperti venuti alla luce nelle varie campagne di scavo sono talmente tanti e talmente importanti che per custodirli e studiarli è nato addirittura un museo nazionale, fondato con regio decreto nel 1887, il Museo Nazionale Atestino. Nell'antico palazzo Mocenigo gli oggetti esposti stupiscono per la quantità e per la qualità, ma anche per la continuità degli usi e delle attività che ci raccontano. Se le tavolette alfabetiche ci dicono che nelle scuole dei santuari veniva insegnata la scrittura, le ceramiche neolitiche inaugurano una produzione di qualità che a est è sempre stata praticata e continua ad esserlo ancora oggi. E confermano la vocazione commerciale degli Atestini in Italia e oltralpe. Fiorisce questa cultura dei Veneti antichi dopo la caduta delle precedenti popolazioni che noi chiamiamo di tipo dell'età del bronzo, di tipo terramaricolo e dopo una contrazione demografica si spostano quasi verso quella grande autostrada dell'antichità che è il mare, nel nostro caso l'Adriatico, in cerca di commodities, cioè di beni di lusso che arrivano proprio tramite le vie d'acqua. Da questo punto di vista l'oggetto più bello è la cosiddetta situla Benvenuti, un vaso in lamina di bronzo decorato a sbalzo con una serie di episodi che raccontano la storia delle genti venete. È stata trovata nella tomba di una donna, omaggio del capofamiglia. Una testimonianza di affetto come questo giocattolo che accompagnava nell'aldilà il suo piccolo proprietario. Per quanto riguarda i Veneti antichi, infatti noi possiamo parlare di contatti tranquillamente fino al centro Italia, oltre Alpe, ma utilizzano linguaggi comuni. Ecco perché ad esempio abbiamo anche alcuni tratti simili proprio sia nella cultura materiale ma anche nel modo di seppellire i morti, di festeggiare taluni riti, quindi ci sono sicuramente dei punti di contatto. Rapporti diplomatici, commerciali, coniugali. Gli Atestini, evidentemente aperti al mondo, andarono d'accordo anche con i Romani. Patti chiari, amicizia lunga e rispetto reciproco per gli usi, la mentalità, le tradizioni proprie e altrui. Questa è la tomba di Nerca, una signora etrusca molto importante che aveva sposato un esponente dell'aristocrazia veneta, una signora dalle idee molto chiare che al momento di morire chiede di essere sepolta alla maniera etrusca e questa è la tomba. Riproduce praticamente una casa, la sua casa, e all'interno in miniatura sono riprodotti tutti gli elementi d'arredo. È lo stesso principio per cui in epoca più tarda troviamo urne cinerarie secondo l'uso romano, realizzate però in vetro, un'altra tradizione destinata in Veneto a un brillante futuro. Trasformazione e permanenza è il carattere della città. Oggi le mura sono immerse nel verde, circondate dalle strade e dalle abitazioni. I ruoli si sono ribaltati, è la città che protegge le fortificazioni trasformate in parco pubblico. Intorno le strade, il passeggio, i portici in tutto fanno circa 6 chilometri. Oltre la città, i sentieri e l'anello cicloturistico dei Colli Euganei. Un piccolo mondo ad altissima concentrazione di storia e di cultura, dove in fondo l'Italia preistorica si riscopre come l'antenata di quella che oggi si chiama l'Italia dei territori. Certo, nei paesi vicini troviamo una storia millenaria estremamente interessante e importante. È nostro compito come amministratori cercare di renderla attrattiva, valorizzando i beni culturali della nostra città, rendiamo viva e importante anche la vita e la qualità della vita dei nostri cittadini. Si può dire quindi per concludere che la provincia insegna alla metropoli? Assolutamente sì.
Fiumi che cambiano corso, vulcani che si spengono, popoli che si spostano, storie che si stratificano, ma che in fondo, proprio per questo, non finiscono mai.